Ciao a tutti, sono Sabatina Napolitano. Ho deciso di fare questo video su 3 racconti di Vladimir Nabokov che ho tratto dalla raccolta Una bellezza russa e altri racconti che potete trovare nel catalogo Adelphi. Non fatemi dire sempre le stesse cose sulla forma. Voi vedete dei video che ho fatto tanti mesi fa e sono cambiata molto perché la formulazione del romanzo mi è cambiata. Io mi sento molto cambiata. E vi giuro che io scrivo poesie, sapete, da tanti anni, ma scrivere un romanzo è una cosa completamente diversa. Dare vita a un romanzo, completarlo, finirlo, vedere personaggi, sentirlo sulla propria pelle, essere innamorati del proprio romanzo è un'esperienza che effettivamente bisogna provare. Anche soprattutto per gli autori come me, le persone come me che hanno dato vita a un romanzo dopo diversi anni, dopo diversi sacrifici, cioè un romanzo fatto dalla vita, dalle esperienze della vita, ed è un romanzo fatto dalle esperienze della competenza, della scrittura, dello studio, quindi mi sembra inutile sottolineare da parte mia quanto il romanzo mi abbia fortemente cambiata, fortemente modificata. Sono cresciuta molto, poi logicamente dico anche ai miei amici che mi sento molto invecchiata, mi sento invecchiata perché non sento tanto i 32 anni, ma sento probabilmente il peso della responsabilità, il peso anche di una formulazione autoriale. Ho la necessità di parlarvi del mio romanzo a cui sono legata, ho la necessità di parlare dei miei libri di poesia, quindi vorrei andare oltre e non ho tempo veramente. Alcune persone mi contattano per email, mi chiedono recensioni, io non ho tempo. Sono grata dei libri che mi arrivano, ma al momento opportuno io recensirò i libri che mi avete mandato. Non mi chiedete recensioni che non autorizzo io. Per favore, se potete. Allora, vabbè, io quando parlo, voi sapete, non voglio profilarvi un video lungo e non registro in seconda battuta, io registro come se fosse una diretta. Logicamente, quando pubblicherò il romanzo, vedrete diverse mie dirette come tutte le altre stanno facendo, e potete appurare come sono nella diretta, perché ho visto che anche alcune personalità insomma che io seguo, persone che stimo, che io seguo e a cui io voglio bene, comunque hanno avuto da dire che i miei video spesso e volentieri non sono dirette. Allora, farò delle dirette, ma questi video sono come delle dirette. Allora, parlando invece dei racconti che ho tratto da questa raccolta, logicamente io li ho letti tutti, li ho studiati tutti e ne parlerò spesso. Questa raccolta contiene 3 raccolte che sono state pubblicate negli anni 70 negli Stati Uniti da 3 libri differenti e sono 55 racconti. Logicamente c'è una prefazione di Dmitri, il figlio di Nabokov, e ci sono poi delle piccole postille in alcuni casi per dire l'origine la provenienza del racconto. Molti sono stati pubblicati su The New Yorker, alcuni sui giornali degli emigrati russi. Le tematiche solite di Nabokov vengono sì toccate, ma non sono le tematiche principali. Nabokov ha come tematica principale gli emigrati russi, la perversione, la depravazione umana, i professori, gli scacchi, le farfalle, il gioco d'azzardo,
Da sfondo fanno logicamente l'Europa e l'America, la Russia sovietica, la rivoluzione d'ottobre. Logicamente stiamo parlando di uno dei più grandi autori del Novecento, perché io ancora oggi, rileggendo Nabokov, mi sento fortemente influenzata e fortemente innamorata di come lui riesca ad innamorarmi ancora come lettrice. Questi 55 racconti sono racconti che hanno anche delle tematiche mistiche, hanno delle tematiche angeliche. In un racconto c'è un protagonista che è il nano, poi logicamente io ho fatto una recensione che potete leggere sul giornale letterario per approfondire se ne avete il desiderio, ma comunque in un racconto c'è addirittura il profeta Elia. C'è un racconto che parla di un tradimento, di un dittatore, di attori di teatro, di cantanti, insomma le dinamiche sono veramente diverse, anche di teatro. Sono le più variegate e disparate. Io ho scelto 3 racconti, il primo si chiama Primo amore, il secondo nell'ordine che ho voluto io scegliere. Il primo è Primo amore, il secondo è Una bellezza russa e il terzo Musica. Nell'ordine che ho scelto perché ho tratto quelli che hanno il riferimento sentimentale. Nel primo caso, in Primo amore, viene descritto il primo amore di Nabokov, infatti è ripreso pari pari il capitolo 7 di Parla ricordo. Che come vi ho detto spesso nelle recensioni è appunto l'autobiografia di Nabokov. Si descrive il primo amore dello scrittore così, su una spiaggia. L'incontro avviene con questa ragazzina che si chiama Colette ed è un incontro pieno di tenerezza dove Nabokov sviscera tutta quella capacità dello scandaglio femminile che ho rivisto anche nel Dono. Quindi c'è tutta questo bagliore, questa luminescenza, questo splendore di una consapevolezza femminile, delicata, soffice, garbata. Lui è un grande corteggiatore, è un grande seduttore, è un passionale, e io credo che Nabokov lo verifichi più nelle parti tenere, nelle parti che descrivono appunto i primi amori, le prime tenerezze, non in quelle che logicamente descrivono le passioni, quelle là morbose, acute. Spiego meglio. In questo primo racconto si fa riferimento proprio alla vita di Nabokov, cioè a quando lui verso i 10 anni, insieme alla comitiva, erano 11 persone, si è messo in treno e passando per la Germania, Belgio, Parigi, è attraccato nella Spagna del Sud, sull'Oceano Atlantico, dove appunto lui aveva una villa. E lì ha conosciuto Colette e si è innamorato di questa ragazzina, ma è delicatissimo il modo in cui lui lo racconta, al modo nabocoviano, e mi ha molto colta e mi sono sentita molto empatica rispetto a questo tipo di racconto. Mi è piaciuto tantissimo, mi ha suggerito poi la liaison con l'altro tipo di racconto. Parlo di Una bellezza russa. Allora, Una bellezza russa, detto così come titolo, pensiamo alla tipica bellezza russa, quindi sappiamo quanto siano belle le russe. Ancora ad oggi la bellezza russa è una bellezza, penso che inimitabile. Logicamente, per quanto riguarda i canoni della bellezza femminile, io ne avrei da ridire. Oggi vedo delle attrici e altri personaggi dello spettacolo che per me non hanno nulla di bello. Per me esistono delle vere bellezze mediterranee che sono bellezze mediterranee.
Cioè, ed è impossibile dire che una donna non sia bella, anche una donna può dire che un'altra donna non è bella, però esistono anche casi in cui una donna si rende stupida, quindi Nabokov in questo caso potrebbe dire una senza cervello. Come dice spesso in Lolita, cioè la bellezza è anche una bellezza spirituale, ecco, è una bellezza, la bellezza a cui fa riferimento Nabokov è una bellezza totalitaria dell'archetipo della bellezza russa che è quella bellezza russa dei primi anni del Novecento, dei primi addirittura 10 anni del Novecento, quindi parliamo di quel misticismo, ancora di quell'area dostoevskiana. E quindi c'è ancora quel riferimento alla bellezza russa in quanto bellezza di una donna spirituale, con una certa mistica, con un volto ovattato, morbido, curvo. Quindi lui descrive questa bellezza russa dei primi anni del Novecento, che appunto si chiama Olga, ed è una donna che lascia Pietroburgo per andare a vivere a Berlino. Lascia Pietroburgo perché muore la madre, muore il fratello, e lei vive per 6 anni col padre prima che il padre finisca. Olga è la tipica bellezza russa dei primi anni del Novecento. Perché Nabokov la cita e perché Nabokov ne fa un personaggio? Perché è una donna che non ha un vissuto particolare, è la tipica donna che passa il tempo, vive con gli amici, è fredda, è chiusa, quindi non si rapporta positivamente con gli uomini, non ha seduzione, infatti si limita a definire molto spesso gli atteggiamenti degli uomini con l'epiteto che cafoni, quindi è una donna fredda, avulsa da ogni tipo di passione, insomma, che prevede un trasporto, una profondità spirituale. Però tuttavia Olga viene aiutata da un'amica che le va incontro felicissima, che vuole aiutarla, perché questa amica ha una villa estiva, una residenza estiva dove un uomo, Forstman, cerca moglie, è vedovo e cerca moglie. Il punto cruciale quale del racconto è la bellezza con cui Nabokov in pochi atti, quindi non è vero che lui ha bisogno di sviscerare una scena rendendola pesante, lui non ha la pesantezza della scrittura, cioè quando alcuni credono che sontuosità significa pesantezza, no, lui ha una scrittura, la verifica anche e soprattutto nei racconti, svelta, molto svelta, è solo che lui ha quella capacità fine, che è proprio del poeta, di saper in un periodo collegare vari verbi che sono verbi di percezione ma anche di osservazione, e lui è l'unico, secondo me, tra gli scrittori postmodernisti a saper caratterizzare una curvatura della scrittura simile. Lui per me resta l'unico, e io ho incorporato questa lezione, anche se il paragone è veramente lontano, ma lui anche in brevi periodi riesce a caratterizzarti una storia di tante azioni con atti e gesti precisi che ti comunicano sia la scena sia l'interno del personaggio, l'interno dei personaggi. Quindi Olga rapidamente, quando incontra l'uomo, subisce una mutazione psicologica che in altri autori sarebbe significata 30 pagine, per Nabokov è significata 30 parole. Quindi vediamo un'Olga che nel momento in cui incontra questo futuro marito ha una mutazione profonda del suo stato d'essere, comincia a fumare repentinamente, lei dimostra espressivamente una volontà di cambiare, ma non fa nulla di profondamente inteso, perché la sua condizione è ormai una condizione di donna di 30 anni che
è giusto che prenda marito e che si accompagni a un uomo. Non svelo il finale, anche perché l'ho svelato per poco, l'ho svelato nel racconto che ho scritto e nella recensione, che funge anche da un racconto, perché io sto un attimo approcciando a queste riscritture di Nabokov, perché la riscrittura io ho capito che a volte sorge spontanea, sorge da un bisogno. Tu leggi e incameri talmente l'autore che la riscrittura ti sorge in modo del tutto naturale. Quindi a volte sì, senti di voler fare una vera e propria riscrittura. Il terzo invece è il terzo racconto che ho scelto da questa raccolta è Musica. Ed è bellissimo perché Nabokov fa veramente una dichiarazione alla musica. Sono rimasta colpita la prima volta che ho letto questo racconto, perché non pensavo che Nabokov fosse capace di una dichiarazione simile alla musica, perché lui ne parla spesso male, soprattutto nella biografia. In tutti i ritratti che lui ha lasciato di sé non parla mai veramente bene della musica, ma in questo racconto lui parla della musica come se fosse un'area capace anche a lenire le sofferenze di un ritorno di fiamma, di un amore che non è stato più e che non potrà probabilmente più essere. C'è Victor che in una sala di concerto dove ci sono una trentina di persone incontra l'ex moglie. E qui, anche qui, Nabokov fa sfoggio di tutta la sua magnifica eloquenza e ci distrae, ci vorrebbe distrarre dal processo psicologico del protagonista, ma in realtà il protagonista è accompagnato da una figura invisibile, che è la musica. Questo protagonista rivede questa donna e sussulta, si sente preda delle emozioni e ricorda tutto quello che è stato 2 anni prima, il dolore e soprattutto i motivi della separazione. Il fatto è questo, che anche in questo caso Nabokov ci estranea. Lui ha la capacità di rendere il lettore interno alla scena, ma anche e soprattutto lontano dalla scena. Questo viene prima di tutto da una vocazione accademica e secondariamente dalla capacità anche che viene da un approccio filosofico rispetto alla vita, che prima di tutto chiede il distacco da ogni tipo di situazione, anche e soprattutto nelle situazioni mistiche, religiose. Lui non ha un particolare attaccamento, lui è una persona che usa la distanza intellettuale e la lente intellettuale così come formula quello che è l'habitus accademico. Quindi anche in questo caso lui si prende gioco di Victor come di un uomo che è stato tradito e da un lato non riesce a reagire più di tanto, però gli è anche vicino perché lui è un uomo compassionevole ed è un uomo di grande passione e tenerezza. Con questo vi lascio e spero di registrare in futuro dei video più attinenti o anche di altri racconti sempre di Vladimir Nabokov, probabilmente dalla Veneziana, che è un altro libro di racconti. Non ne sono 55, ne sono di meno, ma potrei anche prendere un racconto da lì. Grazie, ciao.